Allora, dimmi tu quello che pensi. Poi tra l'altro io sono disponibile anche a venire un'altra volta, perché avrei piacere di confrontarmi con la controparte, perché siccome io quando parlo studio e vedo i numeri, vorrei che chi la pensa in modo diverso da me dicesse con altrettanta sicurezza, quindi sono disponibile al confronto in qualsiasi momento, anche in un'altra occasione. Per quanto riguarda appunto il federalismo, quello che viene definito federalismo, il problema è che non porta risorse nelle regioni settentrionali, cioè noi da 15 anni chiediamo il federalismo, la Lega prende una montagna di voti perché vuol fare il federalismo, l'impianto federalista di quella riforma non porta risorse sul territorio, non ne porta, perché basta fare i conti. Sbaglia chi dice che è una scatola vuota che deve essere riempita, la scatola è fatta, la struttura è fatta e si capisce benissimo quanti soldi porta. Tra l'altro queste cose non le so solo io, le sanno in tanti, però sì, bisognerebbe avere. Però Mario Dalla Tor sicuramente non è d'accordo con lei. Mario Dalla Tor mi pare che difenda le posizioni della Lega Nord, difende le posizioni della Lega Nord e ovviamente. Dottor Gandhi, scusi, no? Sì. Io potrei anche argomentare, diventa un po' tecnicamente difficile, però posso dimostrarlo che non arrivano risorse in Veneto. Posso dire per esempio che l'85% dei bilanci della Regione viene finanziato attraverso i costi standard, cioè le spese delle regioni più efficienti, tra le quali c'è anche il Veneto, e quindi per l'85% del bilancio noi prenderemo a regime fra 7 anni, se tutto andrà bene, i soldi che prendiamo già adesso. Mario Dalla Tor non è sicuramente d'accordo con Guadagnini. Primo perché è stato definito il quadro con la legge che è stata approvata dalla Camera ieri e verrà approvata la settimana prossima o fra un po' di giorni, insomma, al Senato, e credo che dobbiamo intanto partire da un presupposto, che questo è stato un grande risultato, non solo una promessa elettorale mantenuta, ma un grande risultato per le genti del Nord, perché il federalismo fiscale tutti ci eravamo riempiti la bocca e lo volevamo attraverso le leggi. Ovviamente ognuno può dire come lo vuole, però questo è un passo importante. E allora, primo, dobbiamo attendere i decreti attuativi di tutte le varie fasi che ci sono, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista delle città metropolitane, sia dal punto di tutte le cose previste nella legge. E quindi grande calma, su questo c'è una commissione che guarderà i decreti e che seguirà il processo che è stato previsto. Intanto partiamo da un presupposto che è una cosa importante. C'è un articolo che dice che l'imposizione fiscale con il federalismo fiscale non deve essere aumentata. Primo, stabiliamo quindi una cosa, non si aumentano le tasse. Di tasse. Primo. Questo è importante. Seconda questione, io credo, e io ho fatto il sindaco quando probabilmente Guadagnini non era sindaco, quasi 25 ma non anni è sindaco fa, Guadagnini. o vice, vabbè, ma l'ho fatto. Io non so come faccio a sopportarti il sindaco tuo. Ma il mio sindaco Perché tu parli come sindaco, e io, cioè quello lì lo mandi a casa. No, so quanto, quanto Gandhi ha pesato, lo sa anche Sartor credo, quanto ha pesato per i comuni veneti la spesa storica nei bilanci, perché i comuni veneti erano tutti virtuosi con i decreti stamati, e quando, voglio dire, sono stati fatti i decreti stamati che hanno premiato chi aveva splafonato, e da lì è partita la spesa storica, per il Veneto e per tutti i comuni virtuosi è stato un disastro dal punto di vista delle entrate. Gli costi standard che verranno definiti, il che vuol dire che io stabilisco per determinati servizi, sanità, assistenza e altre voci essenziali dove arriva il 100%, delle cifre che vanno bene sia a Palermo come a Bolzano. Lasciami finire, dopo tu dici la tua. Tu puoi immaginare com'è, quando vedremo i decreti dirai la tua. Allora, per il momento, voglio dire, i decreti non ci sono, per cui non puoi stabilire qual è lo costo standard. Quando verranno stabiliti, tu vedrai che verranno stabiliti uguali per i cittadini in base alle, ovviamente, la montagna, altre peculiarità. Però il dato vero è che ogni cittadino riceverà, io riceverò come il cittadino dell'Emilia Romagna super pagato, perché i comunisti l'avevano indebitato quel comune e poi è stato premiato, e quindi credo che per il Veneto e per i cittadini veneti e per gli amministratori ci sarà un risultato positivo.